che bello, all'insegna dei catanesi, poc'anzi De Novo e adesso Carmen Consoli in bianco e nero. Pronto? Chi abbiamo in linea quest'oggi? Signora, buongiorno. Che piacere, tutto bene, signora? Sei Nancy. Qua fervono Ma che i cosa? preparativi, Ma fervono il scusi, festival di San Giorgio. Ma mi spieghi questa cosa? Cioè, quando lei fa qualcosa di particolare, lavora per qualche ditta, per esempio la CCC, la smetta per favore, oppure organizza il festival di San Giorgio, lei da Nunzia si trasforma in Nancy. Non c'è famosa, il nome ha la sua importanza. Che cosa? Ma lei mette caso che chiede come si chiama il papate bravo, si faceva chiamare Nicoletta Strambelli. No, ma la cosa che mi fa impazzire, uno cantare a Piper, signore e signore Nicoletta Strambelli, a questa è moneta. Ma lei era bravo, più bella. Ma lei era Patti bravo. Brava, gente batteva Ma che c'entra? Lei lo era sempre. Lei invece secondo le circostanze, un giorno è Nunzia, un giorno mi posso presentare Nancy in due quartieri. Ci mancherebbe. Pomarolo mi piono insalata, no? Ma secondo me lo farebbero a prescindere comunque. Pomarolo per la salsa di macchia, ma quello per insalata da soppia. Secondo me lo farebbero a prescindere comunque. È una cosa terribile. Allora, comunque dicevamo, qua stiamo fando, sono Nancy. Sì, Nancy. Stiamo fando il festival di San Giorgio. Sì. Ma si dice sì. Stiamo facendo il festival di San Giorgio. Quelli che fino ad ora ci hanno detto che abbiamo invitato al festival Canoro di San Giorgio sono i seguenti concorrenti, ok? Senti, allora, Massimo Raineri, cose grosse per te. Aspetti signora, Laura Pavesini, signora. La sola cutine. Ma perché la sola cutine? Tiziano Ferrofilato. Tiziano Ferrofilato? Marruggio. Scusi, non ho capito bene, ripeta. Marruggio. Ripeta bene. Allora, qua c'è una controversia, infatti su tutti i giornali del quartiere esatto. è uscita la notizia, ma questa canzone di Tiziano Ferrofilato è Marruggio con l'apostrofo o Marruggio senza apostrofo? Non lo sappiamo, lasciamo... Ora è a libera interpretazione diciamo dell'ascoltatore, perché siccome Tiziano Ferrofilato è notorio che può essere che arruggia, quindi Marruggio potrebbe essere con l'apostrofo, esatto, di tipo mi arruggio. Esigenza poetica diciamo del testo è Marruggio con l'apostrofo. Bene. Siccome è stato scoperto che questo Tiziano Ferrofilato nel lontano 84 si trovò a fronteggiare una rannuliata che lo lasciò macchiato per sempre, quindi è possibile che questo Marruggio è senza apostrofo. Ecco. In quanto Marruggio. Andiamo avanti. Quindi c'è un Marruggio con l'apostrofo e un Marruggio nel senso di Marruggio. No, a proposito di Ferrovecchio e di cose che arruggiano, il nostro altro concorrente è Renato 0,5, scusi, perché? Proprietario di una rivendita di Ferrovecchio, infatti lui canta Rivendo. La conosci? Come no? Anche il triangolo, perché se la trovano. Pazzo, ci sono anche Franco dei Vattiati e Luca dei Madoni che cantano una canzone che si chiama Centro uno si fa permanente. Che bella questa. E poi per caso grande successo, che sarà sicuramente un grande successo, Giuliano di Montepalma, arrivederci Nesima. Beh certo, di Montepalma ci mancherebbe. Volevo anche dire che ci saranno gli ospiti internazionali. Caspita. A parte le cantanti famose donne che abbiamo invitato, ci sono Cristina Pilera, certo, Avastasia, poi c'è magari Barbara Seusa, Maria Curia, certo. E poi c'è per chiudere Céline Dion, che non è parente. La canzone del traghetto che se ne cala, quello americano. Certo, ci mancherebbe. Quello del film? Caspita, come no? Quello del traghetto che se ne cala, che andava a ghiaccio. Allora, sinceramente io ricordo Céline Dion. Vai, chi che morevano tutte pare perché la nave era arruggiata. Sì, esatto. Ti ricordo quel film? La nave era arruggiata. Lei probabilmente tutti si scaggiavano e morivano. Sai come si intitolava? Titanic. Sono volta? Morevano perché la nave era arruggiata. Titanic. Ho capito. Poi hanno fatto il seguito, Anti-Titanic. No, lei? No, ricordo che Anti-Titanic era il vascello, quello che precedeva il Titanic. Che vedeva prima. L'Anti-Titanic. Comunque la colonna sonora di questo film era di Céline Dion. No, era di Céline Dion. My Vabbè, Heart Will Go On. Poi vengono anche, a proposito di cinema, vengono anche attori importanti. Prego. Certo, viene Brad Pitt. Ma che dice Brad Pitt? Viene Brad Pitt e Angelina Jolie, che sono marito e moglie anche nella vita. Brad Pitt e Angelina Jolie, che sono veramente molto
molto molto amati del pubblico di San Giorgio. Angelina Carini, approfitto, la saluto perché è un'amica. Attenzione, abbiamo avuto anche un contatto con un presentatore che viene direttamente dall'Africa, si presenterà insieme a me questo festival di San Giorgio, che avrà l'onore di presentarlo insieme a me. E chi è? Il più grande presentatore africano mai esistito. Non me lo dica, signora. Il più grande presentatore africano. C'è un problema sulla linea, pronto? Signora, Pronto? signora. Che sta succedendo? Non lo so, c'è un problema. Abbiamo l'impiegato di là, non vorrei. Sto facendo tutto cose. Senta, impiegato, la smetta. Il più grande presentatore africano mai conosciuto nel mondo, il più famoso di tutti, pensate, che ha presentato nel suo paese in Africa almeno 440 festival canori. Ma che sta dicendo? Ha fatto magari il festival di Mombasa. Non ci posso credere. Il festival di Nairobi. Ma davvero? No. E il festival di Cape Town. Non è vero, signora. Ho scritto queste cose. Mi dica che sto veramente sognando. Sapete come si chiama? Non me lo dica. Il più grande presentatore africano? Signora, non me lo dica. Pippo Baobab, il numero 1. Pronto? 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 Famosa, pronto? Chi no, da Pippo Baobab. Pippo Baobab, il più famoso presentatore africano che c'è. Famoso, è altissimo, un presentatore alto, Pippo Baobab. Lo conosci? Lo conosco benissimo. Come non a ruffa? No. Pippo Baobab. Lo conoscono tutti, signora. Comunque poi tanti ospiti, verranno un sacco di persone, verranno anche le nuove proposte. Ci sono i New Trolley. I New Trolley. Quella amarezza della sera, si sa quando oscura, no? È vero, c'è quel senso. Quell'amarezza, non meno. Poi quella famosa famiglia che ci ho detto che a fama stanno cogliendo la pala, mischina. I brocchi ormai vuol dire non sanno chi uno non ammettere. Hanno fondato un gruppo, si chiama I Pulici. La canzone si intitola Tanta voglia di sei. Che se no la Luida voglia vuol dire. C'è famosa, i tempi sono tristi, tanta voglia di sei. Porca miseria, chi lo dice? C'hanno magari scritto 5 anche più 1 dei messaggi su questa cosa. Magari 5 più 1, il lato B magari 5 più 1. Non guasta. Poi viene magari Zabaglioni. Lo conosci, Claudio Zabaglioni? Claudio Zabaglioni, come no? C'è famosissimo. Ha fatto un'esperienza questo ragazzo. Che esperienza? L'esperienza è stato 3 anni e mezzo, senza lavarsi mai. Porca miseria. Dopo questa esperienza ha scritto una canzone. Quale? Ha sentito? Ho sentito bene. 1000 giorni senza bidet. Che schifo. Dopo 3 anni e mezzo che non si lavava. Claudio Zabaglioni. Signora, mi fa impressione questa storia. Mi fa veramente impressione questa storia. E tanti altri ospiti. La saluto ora che deve andare a preparare, che devo venire ora gli stilisti. Bene, signora, per quel discorso, noi avevamo parlato tempo fa di una situazione a carattere, diciamo, economico-pubblicitario. Va bene, la risposta è va bene. Ci volevo chiedere un consiglio. Sì. Se gli stilisti, diciamo, di moda, secondo lei io di chi mi devo fare vestere? Non lo so, da Giorgio Armali, da Lavandino o di Cosicavalli? Si faccia vestire da Cosicavalli. C'è anche Tressarde che si è offerto. Cosicavalli. Uno stilista della pescaria, si chiama Tressarde. Tressarde. Va bene. Cosicavalli comunque preferisco. Ora ci penso. Va bene. Tanto la saluto, grazie. Grazie signora, grazie.